Benedictus e benacatatus a tutto canto. Iniziamo ora questo pomeriggio, che sarà molto intenso, con il convegno dal titolo Samascaraneta, origini storiche e futuri sviluppi, che è curato dall'associazione Nuova Costituzione Samascaraneta di Lodè, che nell'ambito del progetto Turismo delle Radici 2024 ha organizzato la manifestazione Giucarrasecare Lodino, che si inserisce a sua volta in un macro progetto chiamato Zadie e Sottisterrato, Reikina Sacumone. Zadie e Sottisterrato, Reikina Sacumone, il giorno dell'emigrato, radici comuni. Poi ne parleremo meglio. Per questo pomeriggio l'associazione ha organizzato una manifestazione interamente dedicata alle tradizioni popolari lodeine, una vera e propria vetrina per mettere in risalto il ballo, il canto e l'abito tradizionale lodeino, con un particolare focus sulla maschera tipica della comunità, che è appunto Samascaraneta. La manifestazione è finanziata dall'Unione Europea Next Generation, Italea, dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ed ha il patrocinio del Comune di Lodè e dell'Unione dei Comuni del Montalbo. Collabora alla riuscita della manifestazione anche la Proloco di Lodè, e da non dimenticare anche un ringraziamento a Don Emanuele, che ha permesso lo svolgimento di questa manifestazione all'interno di questa, ve lo dico in inglese, location, di questo scenario insomma molto particolare che è Sacrese e Sacurissima. Questo evento si svolge, come insomma avrete intuito, sia in presenza sia attraverso un collegamento audiovisivo curato da Andrea Pigliabocco, che ci mette in collegamento diretto con i circoli sardi presenti in Italia e all'estero, ma più in generale con tutti coloro i quali hanno la volontà insomma di collegarsi al sito e vedere cosa sta succedendo nel nostro paese. Uno dei miei compiti stasera è quello di portare il saluto da parte del presidente e dei membri dell'associazione ai nostri conterranei che per 1000 motivi non sono qua nell'isola e che sono dovuti uscire fuori, chi in Italia, chi nel nord Europa e chi nel mondo. E da parte loro va anche un caloroso ringraziamento a tutti coloro i quali hanno permesso la realizzazione di questa manifestazione. Dopo il convegno ci sarà un laboratorio etnografico che si svolgerà qua fuori, immediatamente fuori la chiesa di Sacurissima. E a seguire poi ci sarà un'esibizione dei gruppi folk di Lodè, su tenore Sant'Antoni de Lodè, il gruppo folk Sant'Anna e il gruppo folk Sesistella Godinasa. Finito questa esibizione qua nella piazzetta di Sacurissima, ci sarà una sfilata delle maschere, non solamente Samascaranetasa, a loro si aggiungeranno anche la Maschera al Brutasa, che è un altro gruppo di Lodè, e insieme faranno una piccola rievocazione storica di quello che era Santicu Carrasecare Lodino. Siccome insomma avete capito che questo pomeriggio sarà bello, denso di cose da parlare, da vedere, da mostrare, io direi di aprire immediatamente il convegno lasciando la parola all'amministrazione. Sarebbe dovuta essere presente la sindaca, per motivi personali insomma non è potuta venire, ed è qui l'assessora alla cultura che si presenta da sola. Buonasera a tutti, io sono Loredana Calvisi, l'assessore alla cultura qua del Comune di Lodè. Sono molto felice di dare il via assieme ad Angelo a questa giornata del Zadie del Sottisterrato nell'ambito del progetto del Turismo delle Radici 2024. Sono felice di essere qua e anche di essere di rappresentare diciamo, l'amministrazione che noi teniamo in particolar modo naturalmente alla cultura, siamo molto attenti in generale, insomma, cerchiamo sempre di approfittare di qualsiasi finanziamento, appena c'è un piccolo scorcio noi cerchiamo di arrivarci subito, perché il nostro compito sin dall'inizio è stato quello appunto di
di cercare di rendere nuovamente vivo l'animo, la cultura del paese, che ogni tanto insomma va ad addormentarsi, ma siamo felici che ultimamente siano nate nuove associazioni, non solo sono nate nuove associazioni culturali, ma sono anche attive. Questa è una cosa fondamentale, è ciò che serve a rendere viva una comunità e a sperare insomma che effettivamente questo paese non vada a dormire come ogni tanto poi va a succedere insomma in questi piccoli centri purtroppo. Siamo felici di essere qua soprattutto in questa giornata dedicata a chi non è più tra noi a causa dell'emigrazione. Purtroppo il nostro paese appunto è un paese molto colpito dall'emigrazione, a volte ci sono i casi in cui poi rientrano da noi e sono felici di farlo, purtroppo poi ci sono i casi in cui quelle persone giustamente facendosi una vita fuori poi rimangono lì. Però insomma ad ogni modo felici di questa giornata, di questo progetto, che siamo felici anche di aver aiutato a finanziare, e soprattutto siamo felici che questa nuova associazione del San Mascherannetta di Lodè abbia colto l'occasione insomma per organizzarla in maniera tale anche che riesca a farsi conoscere, perché abbiamo davvero la fortuna di avere questa maschera particolare che rappresenta anche questa la nostra cultura, la nostra anima del paese che siamo e delle persone che siamo. Grazie. Grazie a te. Io ora do direttamente la parola a Mario Paffi, che è il coordinatore regionale del progetto del turismo delle radici Italea, con il quale praticamente questa manifestazione si è potuta svolgere, ed entrerà nel dettaglio di quello che è un progetto che ha visto coinvolto l'intero Stato, cioè l'intera Italia, e in parte poi di questi finanziamenti sono arrivati anche qui in Sardegna, e Lodè insomma ne è parte di questo grosso progetto. Prego. Grazie Angelo, grazie per avermi invitato a questa manifestazione. Io quando posso cerco sempre di rispondere, perché è importante vedere piccoli paesi che manifestano insomma, entusiasmo a questo progetto, che è un progetto, come stavi dicendo tu, di rilevanza nazionale e anche internazionale. Quindi io sono il coordinatore regionale di un progetto che è stato voluto dal Ministero degli Esteri e dal Ministero della Cultura, quindi abbiamo i due più importanti ministeri italiani. È un progetto che è stato finanziato con i fondi del PNRR, progetto che ha avuto un finanziamento anche abbastanza importante di 20 milioni di euro, e per la prima volta questo progetto, che è di livello nazionale, è calato sul territorio. Adesso non vi voglio annoiare davvero con cose tecnicismi, però voglio raccontarvi un po' la storia di questo progetto, perché il Ministero cosa ha pensato di fare? Chiaramente uno pensa, quando si parla di turismo, perché qua stiamo parlando di turismo, anche se è un turismo delle radici, cioè rivolto a chi si è dovuto spostare dal proprio paese di origine per andare a trovare lavoro, a cercare fortuna da altre parti del mondo. Questo progetto mira a far ritornare queste persone nel proprio paese di origine per riscoprire le proprie origini, e quindi sarebbe stato logico che un progetto del genere lo seguisse il Ministero del Turismo. Però invece il Ministero degli Esteri ha creato questo progetto proprio perché aveva il potere di entrare in contatto con le ambasciate, con le associazioni, con i circoli dei sardi, con i comites, con tutti gli enti che nel mondo raccolgono tutte le persone che sono emigrate, gli italodiscendenti di seconda, terza e anche quarta generazione. Quindi stiamo parlando di un fenomeno di emigrazione, di emigrati che risale alla fine del 1800, quindi stiamo parlando poi di persone, quindi emigrati di seconda, terza, quarta generazione, che magari non conoscono neanche il paese dal quale sono partiti i propri bisnonni, per esempio. E quindi attraverso questo progetto si vuole cercare di costruire dei ponti per far
tornare queste persone o per fargli scoprire il proprio paese di origine con tutto quello che è il contesto del proprio paese di origine, quindi con tutto il proprio patrimonio materiale e immateriale, quindi le tradizioni, come nel caso del carnevale, l'enogastronomia, quelli che in termini tecnici si chiamano prodotti nostalgia, cioè quelli che un emigrato va a cercare o va a desiderare quando magari per diverse cause si sposta all'estero. Questo progetto ministeriale ha due linee di attività. Una riguarda la partecipazione a grossi eventi internazionali nelle località dove più alto è il fenomeno di emigrazione. Quindi con il Ministero noi siamo andati a 5 location, tornando al discorso dell'internazionalismo, importanti, come per esempio Buenos Aires, dove c'è anche una comunità di sardi veramente forte e radicata. Tra l'altro vi racconto un aneddoto: a Buenos Aires un gruppo di ragazzi di Rosario hanno fatto un'esibizione con il costume tradizionale, oriundi sardi, mai stati in Sardegna. Hanno fatto un'esibizione col costume sardo e hanno fatto il ballo sardo, che hanno imparato guardando Videolina, guardando Sardegna canta. Una cosa straordinaria. Buenos Aires è il collegamento con la nostra signora Bonaria. Esatto, assolutamente. E vi assicuro che lo ballavano benissimo, meglio anche di molti sardi. Poi siamo stati a New York per il Columbus Day, c'erano anche le maschere del carnevale di Ottana, insieme a un'altra rappresentanza di maschere da tutta Italia. Poi siamo stati a Melbourne, siamo stati a San Paolo, siamo stati anche una bellissima trasferta a Lima. Anche a Lima c'è una comunità di sardi importantissima, e siamo stati a Lima in occasione dell'attracco dell'Americo Vespucci, che sta facendo il giro del mondo. Voi sapete che il comandante dell'Americo Vespucci è di Lula, no? Si chiama Giuseppe Lai, e buona parte dell'equipaggio è sarda, e lì siamo andati con una delegazione di sardi proprio a rappresentare la Sardegna. Quindi c'era il canto a tenore di Oriena e c'era uno chef di Mamoiada, diciamo che era accostato, che ha preparato i nostri piatti tipici a bordo dell'Americo Vespucci, in occasione di una cena di gala con le più importanti autorità del Perù. Quindi è stata un'esperienza bellissima. Ma quello che io voglio portarvi qua è proprio l'emozione che queste persone, che magari non sono mai state qua in Sardegna, provano quando vedono qualcosa legato alla terra di origine dei propri avi. Noi abbiamo portato la bandiera dei quattro muri e il comandante dell'Americo Vespucci è iniziato a piangere. Cioè, è stata davvero emozionante, è stata benzina che ha continuato ad alimentare quello che era il nostro progetto. Quindi questo è il lavoro internazionale che ha fatto il Ministero degli Esteri, molto importante. E poi invece c'è il lavoro sui territori, perché è la prima volta che un progetto di così ampia valenza nazionale è calato sui territori. Quindi cosa ha fatto il Ministero? Ha fatto un bando e ha selezionato 16 coordinatori regionali. C'è qualche coordinatore che gestisce praticamente 2 regioni. Io appunto sono stato selezionato per la regione Sardegna, quindi noi siamo il tramite tra il Ministero e gli enti territoriali, quindi la regione, i comuni che poi aderiscono a questa manifestazione. Dopodiché ha fatto un bando delle idee per individuare dei gruppi di professionisti, un gruppo per ogni regione, che lavoravano a creare l'offerta turistica, cioè che quindi si mettevano in contatto con i territori e facevano una mappatura di quelli che erano gli attrattori materiali e immateriali, come magari i gruppi folcloristici, piuttosto che le maschere, piuttosto che i luoghi della cultura come i musei, piuttosto che strutture ricettive, e quindi si è creato un team di persone, stiamo parlando di più di 200 professionisti che hanno lavorato in maniera importante nei territori. Tra l'altro questi gruppi territoriali regionali, all'interno di questi gruppi regionali ci sono dei professionisti che sono esperti in progettazione,
in costruzione di itinerari turistici, in ricerche genealogiche, perché un'altra cosa molto importante è dare la possibilità a chi è emigrato di scoprire qual è esattamente il paese di origine dei propri antenati, ma soprattutto magari andare anche a cercare la casa dove viveva il proprio bisnonno, andare anche a fare la visita in cimitero, a vedere la tomba dei propri antenati. E guardate che questo settore delle ricerche genealogiche è un settore che sta prendendo piede e che è veramente importante anche dal punto di vista poi dell'offerta turistica, perché sono davvero tantissimi gli emigrati che hanno necessità di fare una ricerca genealogica anche per avere la doppia cittadinanza, ma soprattutto per questioni affettive. Dopodiché appunto questi gruppi regionali stanno lavorando per creare un'offerta dedicata agli emigrati. E poi l'altro discorso, che è quello che poi stiamo vivendo nella giornata di oggi, è il finanziamento che il Ministero ha dato ai comuni con meno di 6.000 abitanti. Perché questo è un progetto soprattutto rivolto a quei comuni, ai piccoli comuni che stanno subendo lo spopolamento e l'invecchiamento dovuto al fenomeno dell'emigrazione. Quindi cosa ha pensato il Ministero? Diamo un piccolo finanziamento ai comuni che organizzano degli eventi o che lavorano su eventi già storicizzati e però cercano di coinvolgere gli emigrati, le persone che magari sono andate via e cercano di farle rientrare nel proprio paese d'origine in occasione di manifestazioni fortemente identitarie, oppure appunto si creano dei collegamenti anche con le nuove tecnologie. Allora, questa io la vedo come un'opportunità questo progetto, perché non pensiamo a possibilità di creare grandi flussi turistici o grandi numeri, perché i grandi numeri sono quelli che ci arrivano dal turismo estivo e bastano anche così, no? Però questo può dare una possibilità per i piccoli paesi, perché? Perché innanzitutto crea soprattutto un fenomeno di coesione sociale, cioè quindi lavora sulle comunità per renderle consapevoli dell'immenso valore che loro hanno attraverso il proprio patrimonio identitario, che può essere legato alle tradizioni o all'agroalimentare, per esempio. Ma poi soprattutto può dare la possibilità appunto alle persone che sono andate via, che magari non sanno come fare per poter tornare per un semplice viaggio o anche per poter magari ipotizzare di fare degli investimenti per avere anche un punto d'appoggio nel proprio paese di origine. Attraverso questo progetto si possono creare appunto queste connessioni, perché tenete presente che all'interno di questo progetto c'è un sito che il progetto si chiama Italea e c'è il sito che è italea.com. Italea è una crasi, no? Tra due parole, Italia e Talea. Talea è l'attività del recidere il ramo di una pianta e creare le radici da un'altra pianta, quindi innestarla da un'altra parte, no? Quindi è legato al fenomeno dell'immigrazione. Attraverso questo sito ci sono delle partnership per avere degli sconti sui viaggi, sui voli degli aerei, poi c'è una sorta di passaporto che permette di avere una scontistica che si chiama Italia Card. È una sorta di carta digitale che un emigrato si può attivare dal sito e che consente di avere una scontistica appunto nel viaggio, ma anche in tutte le strutture che aderiscono a questo progetto, che possono essere bed and breakfast, perché stiamo parlando di piccole strutture, non stiamo parlando di grandi alberghi, non stiamo parlando di grandi numeri, non stiamo parlando di spostamenti con pullman di 50 persone, ma spostamenti stiamo parlando di micro gruppi che possono essere anche semplicemente una coppia di persone, che però usufruiscono poi delle strutture ricettive nel posto, desiderano riscoprire, che ne so, fare dei laboratori delle radici, che è un'altra attività che è stata messa in piedi dal Ministero degli Esteri, con per esempio laboratori sul dialetto, sul ballo sardo o sulla preparazione della pasta, quindi di scoprire anche i sapori, no? Quello che magari sentivano dai racconti dei propri nonni, e quindi questa può essere un'opportunità. Allora, parlando di turismo, no? Soprattutto legato al turismo balneare, si sente sempre, no? Quando si va negli incontri, nelle riunioni, bisogna destagionalizzare, bisogna allungare la stagione turistica.
No, a me non piace questa cosa, no? Perché la stagione turistica è quella e va bene così com'è, anche perché è un tipo di turismo di massa. Questo tipo di turismo invece è un nuovo segmento di turismo, perché più che destagionalizzare noi dobbiamo creare nuovi prodotti turistici, quindi attrarre nuovi tipi di turismo, e uno di questi è il turismo delle radici. Bisogna lavorarci, da parte del Ministero c'è una forte attenzione, adesso il progetto del turismo delle radici si concluderà nel 2025, però il Ministero degli Esteri sta già lavorando alla ricerca di altre risorse, ci saranno altre possibilità. Tenete presente anche che io, per esempio, attraverso questo progetto ho scoperto che ad Asuni, piccolo paesino del centro Sardegna, c'è l'unico museo dell'immigrazione in Sardegna, che è un gioiellino, un museo che purtroppo, come tanti musei di piccoli paesi, è in sofferenza, non riesce ad avere una continuità di gestione, però attraverso questo progetto si sta lavorando per aprirlo in maniera continuativa. Quindi sono delle opportunità, a me fa piacere soprattutto cercare di creare un dialogo e una connessione soprattutto con i sardi che sono all'estero, perché poi appunto nel corso di questo progetto io ho avuto l'opportunità di conoscerne tantissimi e vedere proprio da parte loro il desiderio, perché poi quando si organizza il viaggio delle radici, perché così si chiama in termine tecnico, non è il classico viaggio turistico, è un viaggio del cuore, un viaggio emozionale, quello che loro fanno è proprio il viaggio della vita, quindi è un viaggio che è più lungo nel tempo e permette di avere degli introiti superiori rispetto al classico viaggio turistico, quindi ha diverse sfaccettature, ma soprattutto chi fa il viaggio delle radici riscopre appunto i prodotti locali e quando ritorna nel proprio paese di residenza poi diventa il più importante testimonial del proprio paese di origine. Vi ringrazio per l'attenzione, scusatemi se vi ho annoiato, poi se magari avete bisogno di altre informazioni sono qua a vostra disposizione. Grazie. Magari prima di fare la vestizione all'esterno possiamo vedere se c'è magari qualche domanda da parte del pubblico. Ora lascio la parola a Mario che parlerà di questa nuova associazione culturale che è San Mascaraneta, di nuova costituzione, che diciamo questa è la prima uscita che sta facendo e che secondo me sta partendo bene, sta muovendo benissimo i primi passi, perché sta facendo in modo istituzionale e cercando anche di condurre una ricerca sulla maschera, tu ne saprai qualcosa, che deve essere filologicamente corretta. Buonasera a tutti, a nome dell'Associazione Culturale San Mascaraneta di Lodè porto saluti a tutti voi presenti e anche a tutte le persone che sono collegate con noi oggi in diretta da vari circoli sardi in Italia e all'estero. Questa associazione nasce un anno fa, a maggio del 2024 ufficialmente, e come oggetto sociale si prefigge principalmente di organizzare la partecipazione appunto attiva al Carnevale Lodino, nonché appunto la tutela e valorizzazione storica della Mascaraneta, nonché la pubblicizzazione e divulgazione della maschera sia a livello locale, territoriale, regionale, nazionale ma anche internazionale. Prima ho detto che questa associazione nasce, cioè come gruppo nasce ufficialmente un anno fa, ma di fatto è un gruppo che è attivo da oltre 30 anni, quando nel 95-96 un gruppo di amici, tra i qui presenti di Lodè Palmas, hanno intrapreso una ricerca per scoprire la famosa maschera di Lodè, che era andata persa negli anni 70-80. E da questa ricerca, quindi tramite interviste ad anziani, reperti storici, soprattutto fotografici, sono risaliti appunto alla famosa nostra maschera. E da quel periodo il gruppo ha iniziato piano piano a partecipare al Carnevale appunto di Lodè, per poi iniziare ad uscire anche con diverse inviti in carnevali nella provincia di Nuoro e anche oltre, per arrivare anche a varcare anche i confini della Sardegna, cioè portare la maschera in continente, come diciamo in Sardegna. E questo è successo la prima volta nel 99 e su questo posso parlare con cognizione di fatto perché ero presente personalmente. Siamo partiti una maschera, cioè 2 maschere nette in un marrazzaio, ed eravamo io, Lino Del Palmas, qui presente, e il nostro amico Torino Tara. Ci siamo andati al Carnevale di Venezia.
E se mi permettete, volevo raccontare un piccolo aneddoto, nel senso che eravamo partiti la sera prima da Genova per arrivare la domenica mattina di Carnevale a Venezia in treno. Quando siamo arrivati, allora siamo andati in questo piccolo caffè, ci siamo cambiati, eccetera, e eravamo pronti per uscire. Quindi siamo andati in strada, allora abbiamo detto a Lina, allora facci strada lì, portaci in piazza San Marco. Abbiamo fatto, mi ricordo Lina ha iniziato con i suoi campanacci a fare rumore, abbiamo fatto forse 20 metri e sentiamo queste voci da dietro, queste persone che ci dicono i campanacci, le maschere sarde. Allora ci siamo fermati, Lina ha spiegato cos'era la nostra maschera, da dove provenivamo, una maschera sarda, un paese di Lodè, eccetera. E mi ricordo che tra di queste c'era questa signora che praticamente ci ha detto che il padre era sardo e che da piccolina rientrava spesso in Sardegna a casa dei nonni paterni, anche durante le feste appunto del Carnevale, e quando ci ha visto, ha visto la maschera, ha sentito i nostri campanacci, le ha ricordato quei momenti felici trascorsi da piccolina nel suo paese d'origine, in Sardegna, e quindi noi in quel momento ci siamo sentiti, diciamo, un po' orgogliosi di aver contribuito a questo piccolo ricordo, del nostro piccolo, diciamo. E questa uscita, diciamo, al Carnevale di Venezia è stata così entusiastica che 2 anni dopo, nel 2001, è partito un gruppo di 20-25 persone tra Mascara, Netas e Marrazzaios. Poi, come ho detto, nel corso degli anni abbiamo fatto diversi carnevali in Sardegna, anche importanti. Siamo andati al Carnevale di Tempio, Carnevale di Olbia, Carnevale di Alghero, Palau, Samucheo, Iglesias, Stellula e adesso altri che non mi ricordo. Però diciamo che siamo sempre stati un gruppo spontaneo, cioè quando arrivava il Carnevale magari qualcuno ci chiamava, potete venire a fare una sfilata da noi, quindi iniziavamo magari a telefonate. Quindi è per quello che l'anno scorso abbiamo deciso ufficialmente di creare questa nuova associazione, per avere appunto la nostra identità, un nostro statuto, le nostre regole, eccetera. Anche perché un altro fine di questa associazione negli anni a seguire sarà magari di riuscire magari ad acquistare con contributi o donazioni, eccetera, i famosi pezzi del costume per formare questa maschera. Perché dovete tenere presente che per fare una maschera ci sono pezzi del costume maschile, pezzi del costume femminile. C'è uno che non ha materiale in casa perché non ha un costume sardo, è costretto a disturbare, a farsi prestare i pezzi da almeno 3-4 persone. Ed è sempre stato questo il problema dei gruppi, perché come gruppo di numero c'eravamo quando uscivamo nelle trasferte oppure all'Odè. Io sono disponibile a venire, però la domanda era sempre la stessa. E io non ho vestito, se mi procurate il vestito vengo anch'io come maschera. E quindi stiamo cercando di fare questo, faremo questo. E se riusciamo anche a cercare di creare un piccolo magari museo del costume, perché uno dei soci della nostra associazione, il signor Luigi Neri, ci ha dato in comodato d'uso gratuito una casa antica di famiglia che stiamo cercando di ristrutturare, e se ci riusciamo poi magari faremo una piccola sala come museo dove magari esporremo la maschera, i vari pezzi del costume, per fare in modo magari che un turista durante la festa, può essere magari prima dell'imbaronia o altre occasioni, se si trova l'Odè magari possiamo aprire il museo e far conoscere la nostra maschera, che per la particolarità che ha magari in zona non ve ne sono altre. Questo è il nostro scopo e ho finito, vi ringrazio. Una cosa che volevo dire è che a riprova di quello che diceva Mario sul fatto dell'interesse, ci stanno mandando dei messaggi e ne approfitto per salutare chi ci sta seguendo da Roma, dal Belgio, dalla Germania, a riprova che insomma c'è questo forte interesse per quello che sta succedendo nel nostro paese. Io ora invito Lino a venire qua a raccontare un po' come è composto questo abito. Si allunga, però siccome si è chiuso un cerchio oggi, visto che ho presente il coro di Siniscola sullo Montalvo, che sono tutte persone che sono state si chiude un cerchio perché sono tutte persone che sono state con me a Berlino 2 volte, con il Coro Montalvo. Paffi, che è una grande sorpresa, non avevo pensato, ho conosciuto il fratello la prima volta a Berlino, e c'è Domenico Cano, che tra l'altro dovresti conoscere perché era il presidente del Centro Sardo di Berlino, che tra l'altro aveva finanziato i tenori di Laudè 2 volte durante i mondiali del 2006. Mi devo spostare, devo andare a precare questa sera. Facciamo spazio. No, ma vi dai anno che io una missa io. Allora, siccome c'è questo cerchio che si è chiuso, questo microfono, quindi è molto interessante il fatto che un progetto di questo tipo, visto che è iniziato che
Quando sono arrivato a Berlino la prima volta mi hanno detto che Lino è di origine sarda. La prima via mi parlavano, il primo giorno, 2 giorni ho detto un po' troppo che sia di origine sarda. Avevo ancora il maglione dentro la valigia e quindi ho conosciuto gli emigranti, ho conosciuto cosa significa, perché io sono arrivato nel 2001 a Berlino, 2001 dopo l'esperienza a Venezia, e so cosa significa vedere la Sardegna da una parte e vederla dall'altra parte. E quindi con Domenico, Carlo e con le altre persone che avevo conosciuto abbiamo iniziato a fare un lavoro di, come si può dire, di portare le radici della Sardegna un po' fuori per farle conoscere. Infatti ha detto con Enea, che di Siniscola, ma è di origine, anche tu sei di origine, vedi, di Belvì, faremo un lavoro sul libro Saccarapigna, che è praticamente una cosa che sarà molto importante per l'economia. Però avevo conosciuto io Paffi a Mamuiara quando abbiamo iniziato con le maschere, perché loro avevano fatto il museo delle maschere a Mamuiara. Per quello sono molto contento che tu sia qua adesso. Abbiamo iniziato il lavoro, abbiamo iniziato la ricerca delle maschere di Lodè, poi su Batiledu a Lula, e c'era una serie di cose che abbiamo ancora gli iscritti. E visto che ha fatto il discorso della difficoltà che c'è stata per il museo, per i problemi che ci possono essere all'interno di un paese, potrebbe essere spiegato, ma questo è troppo lungo. Quello che a me interessa invece, io non so se questo sia vera o un manichino, vorrei parlare proprio di questa maschera che è particolarissima. Noi abbiamo iniziato a riscoprire le maschere del paese. Il carnevale a Lodè si è sempre fatto ed era diviso tra maschera Annetas e maschera Brutas. Questa è stata sempre la particolarità. Le traduzioni in italiano di maschera Annetas e maschera Brutas non rendono l'idea, perché la maschera Brutas erano tutte quelle maschere che praticamente imitavano tutti quelli che erano i lavori e le attività della popolazione, quindi praticamente tiravano un carro, seminavano, quindi c'era il cacciatore, c'era tutta una serie di attività che la popolazione svolgeva nella vita quotidiana. Poi queste venivano utilizzate durante il carnevale e, come sapete, è trasgressione. E invece c'era la maschera netta, che non è maschera pulita, ma una maschera distinta completamente dalle altre. Ed era una maschera che è androgina, perché ha parti femminili e parti maschili. Quindi se andiamo a analizzare questa maschera saremo a vedere che ha 3 pezzi del costume maschile, che sono la scalzas, la camicia, e la berrita, che è qui sotto, che viene irrigidita anticamente con degli stracci, con della carta. Oggi si gira un cartone e viene irrigidita questa parte qui. Quindi immaginatevi questa persona qui, questo personaggio qui, che ha solo la parte bianca con la scalza, la camisa e la berrita. Infatti Mario a Venezia, la prima volta che è uscito, aveva solo questa parte, sembrava un angelo, io me lo ricordo proprio, che era un angelo che utilizzava solo queste parti bianche. Quindi poi dopo arrivano altri 3 pezzi del costume femminile, che sono Zuzacru, che è il gilet che c'è sotto, Zucuritu, che è questo qua, che viene, praticamente le braccia escono nelle parti aperte del Zucuritu, che vengono intrecciate come se fosse un torero praticamente. Quindi, e questa parte qui crea questa immagine da cavaliere praticamente. E poi c'è il ciumucatore, il foulard, che viene lavorato a triangolo, perché i foulard, il ciumucatore sono 3, quindi sono uno che viene messo qua, sempre a triangolo, uno che viene messo dietro, sempre a triangolo, e poi questa parte qui che viene utilizzata per coprire il volto. È una maschera muta. Noi non abbiamo informazioni di questa maschera, perché quando abbiamo iniziato era il 95, io ho iniziato a fare questa ricerca della maschera perché ero stato a Venezia facendo la guida quando studiavo all'università a Parma, perché avevo visto i ragazzi del DAMS, c'erano di Mamuiara, c'erano di Bologna, scusate, erano al DAMS di Bologna e c'erano di Mamuiara, c'erano di tutta quanta la Sardegna, e avevo accompagnato delle persone, perché ero rappresentante del progetto Erasmus a Parma, erano studenti stranieri, li avevo portati a Venezia e ho visto tutti gli studenti sardi che ognuno portava la propria maschera. E oltre all'orgoglio di vederla
questa forza della Sardegna dal punto di vista delle maschere e della musica, perché loro venivano dal dance, quindi ognuno suonava uno strumento. Avevo pensato che questa maschera che c'era la maschera netta, ma il mio ricordo, secondo la maschera netta era sparita dalla fine degli anni 70, prima anni 80, io avevo un ricordo così vago che avevo chiesto: ma questa maschera netta esiste ancora? E le persone vivevano ancora al paese. C'era innanzitutto l'ex sindaco Piero Asole, che praticamente lui aveva delle foto e abbiamo raccolto queste foto che c'erano. Quindi la cosa sembrava anche molto semplice. Abbiamo organizzato il carnevale, sono venuti e hanno preparato questa maschera e ci hanno fatto vedere come funzionava, quindi abbiamo registrato tutto quanto. Il problema è che c'erano ancora vive tantissime altre persone che venivano dall'altra generazione e ci spiegavano che la maschera non era più quella del dopoguerra, del secondo dopoguerra, ma c'era anche quella del primo dopoguerra. C'era zio Michele Livroni, Zubago del Trente Vroni, c'era zio Gasparro, zio Longone, siamo scesi a Posada per intervistarlo e ci raccontavano una serie di cose che erano molto particolari, ad esempio las Imbozas, a Ghettas, questa qui, lui raccontava che queste venivano dal dopoguerra, dalla prima guerra mondiale, quindi era un qualcosa che veniva usata in questo periodo. Però sarebbe troppo lungo spiegare un lavoro di questo tipo. Il problema è che non avendo documenti, non avendo niente, non possiamo dire proprio niente su questa maschera. Abbiamo un po' di foto che arrivano dagli anni 60 o qualcosa del genere, non abbiamo nient'altro. Quindi il tentativo è quello di fare una ricerca antropologica e storica. La cosa che mi aveva colpito quando ero all'università era questa ripetitività del numero 3 all'interno di questa maschera, che è solo una teoria, non c'è niente di pratico, però una cosa che mi aveva colpito era il fatto che ci fossero questi 3 pezzi del costume maschile, questi 3 pezzi del costume femminile, questi 3 foulard, il fatto che fossero a triangolo, il fatto che le maschere siano 3, sono 2 mascarannetas e un marrazzaio, il fatto che il marrazzaio faccia, visto che portiamo avanti ancora oggi, faccia 3 giri intorno alla ragazza che veniva prescelta per poter essere sequestrata. Usiamo questo termine che poi capiremo perché. Quindi veniva, mentre c'era il ballo, durante il carnevale si basava e c'era questo giro, il smarrazzaio usciva dalle maschere, faceva il giro del ballo e poi sceglieva una ragazza. Questa ragazza veniva scelta, si legava un foulard al braccio e si sequestrava e si portava a casa sua dove per potersi liberare doveva offrire vino e dolci, caratteristica che c'è in tantissime feste in Sardegna. Il discorso è che queste maschere vengono chiamate anche carabineris. Queste sono tutte cose che io ripeto solo quello che mi è stato raccontato da varie persone e confermato. Carabineris perché si dice che la prima persona che dovevano arrestare quando uscivano era il prete. Io ho avuto sempre il sospetto che volessero arrestare più la sete di vino che non il prete, perché avendo il prete vino buono loro andavano direttamente in chiesa a prendere però questo discorso c'era. Quindi l'idea di una maschera così particolare che abbia un costume che ricordiamo, il costume tradizionale sardo, che non può essere prima del 600 del 500 spagnoleggiante, è fortemente spagnoleggiante. Noi non sappiamo come, se questa maschera è esistita prima, non sappiamo che cosa, come si poteva vestire prima dell'arrivo degli spagnoli in Sardegna, quindi non sappiamo niente. Però questo numero 3 mi aveva sempre colpito perché noi all'Odea abbiamo una caratteristica che nella chiesa del Rimedio, che ricordiamolo che è la Madonna, che praticamente è la detta, chiamiamola così, io non sono credente, quindi posso parlare solo da non credente su queste cose, è la persona, è la Madonna che è importantissima per quanto riguarda quello che serve per redimere tutte le persone che venivano sequestrate dall'attacco dei musulmani.
Quindi la mia prima impressione è che questa maschera venga da un periodo storico, ricercandolo, da un periodo storico che è stato particolarissimo in Sardegna, cioè quello dell'attacco dei musulmani. Arrivavano, attaccavano i paesi, soprattutto Siniscola. Abbiamo un documento del 1509 o 1510 dove Siniscola, che va ancora alle mura, è stata attaccata dai musulmani. Addirittura Torpè è stata attaccata, distrutta, e tutta la popolazione torpina è venuta all'Odè per 70 anni. Questo abbiamo il documento noi. Quindi l'idea che questa maschera possa essere un cavaliere con questo triangolo, con questa immagine quasi medievale, mi ha fatto pensare e ricercare all'interno delle chiese se c'era qualcosa che potesse riportare a questa maschera qui, e mi sono avvicinato al discorso Nostra Signora, la Madonna del Rimedio. Ricordiamo che all'Odè abbiamo la chiesa di San Giovanni. La chiesa di San Giovanni è il fondatore dei Trinitari e siamo sempre lì, quindi il discorso del numero 3 è sempre presente. Quindi se noi andiamo dentro la chiesa del Rimedio troveremo 3 Madonne, nel senso che sono 3 Madonne storiche. Sappiamo che la Madonna è una, ma sono 3. C'è la Madonna del Rimedio, poi abbiamo la Madonna della Defensa e poi abbiamo la Madonna del Riscatto. La Madonna del Riscatto è una festa che ancora oggi noi facciamo. Però la Madonna della Defensa era un priorato dove si pagava, si davano i soldi per poter difendere il paese dall'attacco dei musulmani. La Madonna del Riscatto erano soldi che venivano dati per riscattare le persone che venivano sequestrate dai musulmani. Quindi se vogliamo andare a ricercare su questa maschera qui, credo che sia quella la via da seguire. Prima di vedere se c'è la possibilità di qualche domanda, volevo dire una cosa. Cioè, come ha spiegato all'inizio Lino, queste sono teorie assolutamente personali, nel senso che comunque non abbiamo dei documenti storici che possano avvallare questa teoria, e abbiamo avuto modo di parlare anche con Lino, e dico la mia. Mi prendo la responsabilità. Dico la mia nel senso che comunque c'è una sovrapposizione di date, di periodi, anche di termini, di periodi storici, che comunque è difficile trovare poi una linea che porti sino ad oggi. Anche il fatto, per esempio, Carabinieri, se si parla già del 1500-1600, i Carabinieri come minimo sono arrivati nel 1800-1900. Quindi anche questo ci dà l'idea di come sia una maschera che effettivamente non è stata nel tempo statica, è cambiata. Probabilmente lo si sta cercando di standardizzare in questo momento, nel momento in cui si cerca di dare una spiegazione a questa maschera, la si immobilizza, però effettivamente con il passare del tempo Benzon, con le immagini di quello che era successo a Ottana, ci ha dato un'idea di come le maschere si siano evolute, maschere che praticamente erano con la tuta metalmeccanica, da meccanici, poi hanno avuto una standardizzazione che è quella che conosciamo oggi. Naturalmente, prima di procedere a delle ipotesi interpretative che possano portare a queste arrivare a portare a dire che è esattamente così, affermazioni, sì, bisognerebbe veramente portare avanti un discorso filologico molto curato, attraverso magari uno storico, un antropologo, che possa arrivare poi a confermare quello che si ipotizza. Anche il numero 3 è facilmente riscontrabile in tutte le culture, e in quella cristiana poi in particolar modo, però anche qua, cioè cercare di trovare un nesso tra San Mascaraneta, San Rimedio e San Giovanni. Anche lì bisognerebbe poi avere una documentazione forte che possa trovare queste ipotesi, che sicuramente sono affascinanti, però è un po' come quando facevo le visite guidate qui all'Odè, parlavo
di quello che era successo con i documenti storici del 1300, che c'erano i 100 uomini d'arme, poi arrivavo su Castello, la via su Castello, raccontavo che c'erano delle cartine a Roma e al Palazzo dei Dogi, che praticamente c'era l'Odè che aveva un castello rappresentato enorme, con una scritta enorme, e arrivati lì, dopo che avevo fatto tutto un excursus storico, dicevo, ecco qua, è la prova che Re Artù, Lancilotto e Ginevra erano lodeini. Rimanevano tutti un attimo, naturalmente poi si riportava al discorso storico raccontando bene bene come erano le cose. E così l'auspicio è anche per questo gruppo che sta nascendo ora, che possa fare un lavoro di ricerca approfondito e che possa svelare le vere ragioni storiche di questa maschera, e soprattutto cosa abbia voluto raccontare, e soprattutto noi ora cosa vogliamo raccontare con questa maschera. Io invece vorrei ricordare l'aspetto più terra-terra delle maschere. Effettivamente non ho un'età molto grande, diciamo che sono abbastanza giovane, però ricordo che comunque effettivamente quando si era ragazzini, insomma, che si usciva per sfilare, per sfoggiare la propria maschera a Carnevale, quando si incontravano queste maschere o quando si vedevano, insomma, si capiva dove erano, c'era un po' di suggestione nell'aria, giustamente, e c'era un pochino di paura nel vedere queste tre maschere che facevano tanto rumore, che incutevano un pochino di timore, di suggestione, però quasi quasi si era un pochino poi si era un po' felici, insomma, si era un pochino contenti di essere magari catturati, perché significava, noi invece attribuivamo a questa cattura un senso molto tranquillo, molto terra-terra, che era quello che magari potevi essere una ragazza un pochino ambita, ecco, semplicemente, quindi ognuno aveva la sua interpretazione a suo tempo. Fatto sta che effettivamente volevo ricordare che effettivamente non ci mettevamo tanti problemi, noi giustamente da ragazzini, eccetera. Poi è bello che ci siano tante ricerche, però è bello effettivamente che quando si vedono uscire queste maschere che coinvolgano e rendano l'ambiente del paese, della festa, appunto scherzoso e felice. Giusto per ricordare che non ci facevamo troppe domande effettivamente, però ci piaceva il senso di austerità, insomma, quello che davano queste maschere, semplicemente a noi ragazzini. Volevo solo dare il mio punto di vista molto profano e molto terra-terra della maschera, che comunque effettivamente c'è. In realtà volevo anche ringraziare tutti i presenti, perché vedo tantissime persone di Lodè che vivono fuori, quindi insomma vuol dire che effettivamente tutto questo ha avuto un senso ed ha motivo di esistere. Grazie. Prima di chiudere il convegno mi piacerebbe tanto se qualcuno avesse qualche domanda, insomma, da fare, un ragionamento, un pensiero, perché effettivamente non è una semplice manifestazione, ma vuole andare al di là, cioè creare veramente un ponte, come ha detto Mario prima, tra quelli che abitano qua e gli altri che abitano non solamente al di là del Tirreno, ma anche nei paesi limitrofi, e di cui Loredana accennava. Quindi se avete qualche domanda, un pensiero, cioè, sarebbe gradito, insomma. Niente. A differenza di tutte le maschere sarde che hanno... Vuoi venire qua? Così almeno si sente anche per chi è collegato. Buonasera a tutti. A differenza delle maschere sarde, vorrei capire come mai la faccia non viene più vista in un modo diverso, cioè ha solo questo scialle e basta. E non la classica maschera di legno come i mantoni, le classiche maschere del mandorlisai che hanno le foglie e roba del genere. Cioè viene proprio nascosto il viso. Come mai? Su questo bisogna
che si stava facendo prima, che molte volte bisogna fare delle indagini storico-antropologiche più approfondite, però fondamentalmente non so se Mario, essendo un esperto in questo settore, mi conferma che spesso non si indossa una maschera, ma è la maschera che indossa la persona, nel senso che chi mette la maschera non rappresenta più se stesso, ma rappresenta quell'essere, questo nel carnevale sardo in generale, ma un po' ovunque, un po' anche, ricordo, basti pensare anche a Dulcinella, insomma, no? Quindi dare una risposta sarebbe veramente azzardare delle ipotesi che probabilmente in questo momento non abbiamo e che uno studio approfondito probabilmente potrà portarci a dare delle risposte. Non so, spero magari voi... No, allora, sì. Allora, perché il discorso delle maschere è abbastanza complesso. Stiamo parlando sicuramente di riti pagani, quindi precedenti al cristianesimo, riti propiziatori, quindi attraverso il mascheramento ci si metteva in contatto con delle divinità pagane e il contatto lo si stabiliva quando si indossava la maschera, che non necessariamente doveva essere una maschera di legno, ma la cosa importante era la perdita dell'identità, la spersonalizzazione, che poteva avvenire in diversi modi, o appunto con il legno, con dei tessuti, oppure come in altri casi annellendosi il viso con l'uzzizzivedio, come succede in altri mascheramenti. Quindi in quel momento la persona diventava un qualcos'altro che permetteva di mettersi in contatto con le divinità. Poi il discorso della ricerca è un discorso che è veramente importante, che non va sottovalutato, però bisogna essere da stimolo nei confronti di persone che vogliono ragionare in un'ottica di preservare quelle che sono le proprie tradizioni. L'associazionismo è l'anima delle nostre piccole realtà, per cui ben vengano iniziative come quelle di Mario e di Lino, e spero che ci sia il supporto da parte di tutta la comunità, perché poi è inevitabile che si facciano degli errori, anche perché questi riti si tramandavano oralmente, quindi è veramente difficile trovare qualche scritto. E tenete presente che i pochi scritti che sono stati trovati sono magari scritti che sono stati reinterpretati, sui quali magari c'è una distorsione ancora più importante rispetto a quella che può essere data dalla tradizione orale. Quindi trovare degli scritti non è sinonimo di certezza di ricostruzione storica, quindi anche lì bisogna darci cauti, però appunto un plauso davvero a quello che state facendo e spero che tutto il paese vi dia una mano, perché mi rendo conto che poi è volontariato, quindi questo vuol dire sottrarre il tempo libero ad altre cose e secondo me è una restituzione al paese che è veramente molto importante. Poi appunto è inutile addentrarsi sulle questioni legate all'autenticità dei riti, perché poi su questo bisognerebbe fare un convegno dedicato e magari vedere esatto, però davvero bravi, complimenti. C'è qualche domanda? Visto che si parla... Vieni qua, vieni. Allora, visto che si parla di teorie, appunto di studi che ancora, volevo dire, può essere una teoria il fatto di chiamarsi appunto maschera netta e maschera brutta, proprio perché la maschera brutta, ecco, mi riferisco alla domanda che ha fatto il Signore, il fatto che comunque non abbia una maschera in viso, ecco, forse potrebbe essere anche quello il fatto di questa maschera netta, non avendo appunto una maschera in viso, ma piuttosto un viso coperto, piuttosto che una maschera brutta che comunque ha delle maschere insomma arcaiche, potrebbe essere. Siamo sempre nel... Sì, in teoria. Nel caso delle ipotesi, no? Quindi potrebbe essere veramente... Bisogna entrare sempre nell'ottica del periodo storico in cui è nata questa maschera
e di cui questa non si sa bene l'origine, quindi retrodatarla potrebbe portare ad evidenti errori, quindi è veramente difficile in questo momento riuscire a perlomeno io la vedo così. Un'altra cosa che mi incuriosisce è il fatto che appunto si parlava della maschera netta come cavaliere, si parla anche del Soscado Sirdes. Potrebbe esserci un nesso? È una cosa che mi incuriosisce. Io dico la mia, nel senso che ad oggi non c'è un incrocio tra le due leggende, quindi la risposta per me potrebbe essere no, però non si sa mai. Sì, nel senso, perlomeno quando si parla del Soscado Sirdes non si è parlato ancora di una vicinanza della maschera, poi non lo so voi come... Dovremmo fare un altro incontro e condividere effettivamente magari tutte le osservazioni. Comunque abbiamo anche una ragazza Lode, appunto, che si occupa di questi fatti storici. Lei potrebbe effettivamente darci anche qualche risposta in più, che sarebbe Anna Cristiana. Sì. No, il discorso che sul discorso dei cavalieri, per esempio, se noi pensiamo ai cavalieri medievali, io direi che questo tipo di abbigliamento non si abbina con i cavalieri medievali. Quindi, però può essere che col tempo si siano evoluti i colori, le forme. È veramente tutto da scoprire, Certo. Siamo sempre sul campo delle ipotesi e bisogna vedere poi come... Va bene. Scusa, grazie. Una cosa anche per rilasciarmi a una delle domande che è stata fatta. Allora, un'altra cosa che secondo me andrebbe fatta è andare a ricercare anche altre forme di mascheramento, ma non solo in Sardegna, ma in tutta l'area del Mediterraneo, perché appunto anche attraverso questo tipo di ricostruzioni si riesce magari a interpretare dei simbolismi delle proprie maschere ai quali magari adesso non si sta dando tanta importanza. Questo ve lo dico con cognizione di causa, perché noi siamo riusciti a interpretare diverse cose delle nostre maschere studiando altre maschere dell'area del Mediterraneo. Esatto. Però riallacciandomi al discorso maschera nettas, mascheras bruttas, questo elemento lo ritroviamo in tantissime forme di mascheramento in tutto il Mediterraneo, cioè maschera negativa e maschera positiva, l'inverno e la primavera, la morte e la vita, c'è un'eterna relazione e contrapposizione tra il positivo e il negativo, e questo lo ritroviamo in tantissime forme di mascheramento. Me lo presento io perché lo conosco, Enea, poeta. Buonasera. Di Belvie, fa parte del coro Montalvo. Buonasera a tutti. A proposito di questo che ha detto Mario, in questo momento, noi come coro qualche anno fa abbiamo partecipato al carnevale di Rakovsky in Bulgaria e quando siamo arrivati lì ci ha sorpreso questa cosa, che la maggior parte delle maschere che abbiamo trovato lì in questo carnevale, ha detto, ma dove siamo? Sembravamo Monzones, tutti con i campanacci, e poi c'era un particolare che adesso mi è venuto in mente, avevano questi copricapo altissimi che riportano proprio a questi qua, però loro c'erano alti anche 2-3 metri, ma c'è una somiglianza impressionante con la nostra tradizione. Poi riguardo alle maschere, diciamo, dei vari paesi, io parlando con mia madre ultimamente, lei mi ha fatto una domanda, ha detto, ma da voi c'era una maschera tipica? Io essendo di Belvie non abbiamo mai conosciuto una maschera tipo i Mamutones, tipo la maschera nera e così via. Da bambino si faceva questa sfilata di carnevale, noi lo chiamavamo Sugoligoli, una specie di manichino che veniva addobbato di stracci e poi dopo veniva bruciato nella piazza del paese.
Però parlando ultimamente con mamma mi ha detto che c'era in effetti una maschera che veniva chiamata Submasking Gun. E gli ho detto, ma com'è? E lei mi ha detto, questa maschera era, per quello che si ricorda lei da quando era bambina, per metà uomo e per metà donna. Però non abbiamo approfondito la cosa perché mamma è stata male di salute, ultimamente non siamo riusciti, però appena possibile cercherò di trovare qualche informazione in più. Questo è quanto. Grazie. Sul discorso del metodo comparativo del metodo comparativo, qua qualche anno fa è stato fatto un murale che praticamente riporta una maschera greca che ha delle tante assonanze. La particolarità di quella maschera è che praticamente viene identificato un nemico turco. Siccome qua in Sardegna poi ci sono lo Struccos, Turcos, che ha dato vita ad una tipologia di maschere, sarebbe da andare a studiare, anche fare un po' di antropologia, metodo comparativo, per cercare di capire quali sono queste. Dobbiamo finanziare delle ricerche, insomma. Beh, ma anche il nostro Salvatore, se il vestito si chiama Saveste il Turco. Allora, il problema è che c'è il problema, non è un problema, questo sapevo che la finivamo a parlare di maschere. Non è un problema, il discorso è che questi riti hanno subito delle sovrapposizioni storiche, delle stratificazioni storiche che hanno poi trasformato certi modi di fare o certi pezzi dell'abbigliamento o certi modi anche di esibirsi, e quindi quello che noi, anche perché poi lo stava dicendo benissimo Angelo prima, quando parliamo di tradizione, la tradizione è per se stessa in continua evoluzione, quindi quello che ci arriva a noi è il frutto di una serie di accadimenti temporali che poi hanno influito anche su questi rituali, su queste forme di mascheramento. Quindi la difficoltà è poi tornare a ritroso e cercare e riuscire a ricostruire. Però i simbolismi, la tecnica comparativa ti permette anche di ricostruire e interpretare determinati simbolismi che sono legati per esempio al suono, che può essere il suono dei campanacci o altri suoni che hanno una funzione apotropaica, con il quale si scacciavano gli spiriti maligni, il perdere l'identità col mascheramento, il fatto che in questi tipi di mascheramenti, adesso non conosco bene le maschere di Lodè, però le donne non potevano mascherarsi non perché non fossero importanti, ma per l'esatto contrario, no? Perché la Dea Madre stessa era donna, la donna era quella che dava la vita, quindi la donna non partecipava attivamente a questi rituali perché era già lei una divinità. Questi rituali erano un modo di mettersi in contatto con le divinità, quindi la donna non poteva partecipare a questi rituali, però veniva ricordata. Anche qua abbiamo accessori del vestiario femminile, come li troviamo in tantissime maschere. Le maschere più masculine come i Mamutones o i Bois e Verdules hanno tutte sul Micarore, chiaro l'evento femminile. Quindi questi sono dei simbolismi che secondo me possono servire per iniziare a dare delle interpretazioni. Da queste cose bisogna partire per cercare di interpretare. Mario, volevo dire ciò che Non volevo solo. No, volevo solo dire in merito alla domanda che ha fatto prima Salvatore per quanto riguarda che la nostra maschera ci sono solo le frange, non si vede una faccia. Mi ricordo quando abbiamo sfilato ad Alghero, una quindicina, 20 anni fa, eravamo tutti in fila e con noi c'erano anche, mi ricordo, Verdulis, Isofurcos, Di Rotelli, tutte con maschere un po' demoniache. Eppure mentre stavamo sfilando eravamo fermi, c'era questa signora al mio fianco, mi tocca, così mi fa: scusa, non è che potresti cortesemente fargli vedere la faccia a mio figlio? C'era il bambino che piangeva di rotto. E ho detto: cos'ha? Naki ha cura della vostra maschera perché non vede la faccia, delle altre non aveva cura perché bene o male una faccia la vedeva. Ah, non vedeva la faccia, c'era questo bambino che piangeva. Mi sono dovuto togliere la maschera e fargli capire che ero una persona anch'io e non uno spirito. Poi Mario si è tolto la frangia e l'ha impaurito ancora di più. Non lo so. Che dite? Chiudiamo qua il convegno e andiamo a fare la vestizione fuori. Poi vi ricordo che ci sarà lo spettacolo con l'esibizione di gruppi folk e una camminata lungo il centro storico del paese con una sfilata delle maschere, San Mascaranetta e San Mascaranetta. Grazie.
vede niente. Perché è mascherato, si vede solo le ricorrenze. Sì, sì, l'avevo. No, non all'Odeco, in generale, ma anche in generale. Ciao. Chiedigli di ridarci il pallone. Scusa. Ma non è cioè este che nella stessa gara lo spirituale lo fa sempre la fila. Ragazzi, Per me. Berlino l'ha preso La metto io. Ah no, io no. Attenzione, già. Tanto sul coso di nitro tu sei adesso ma no, che tu dai no. No, casese, Ah, ecco, smenisco. Mario, bisogna parlare oppure va bene così? adesso sto mettendo Zasin Bozza No, su allora mascheramento. parla, voglio dire, c'è Lino, spiegalo tu. E allora? Adesso iniziamo a mettere su zacco. Il zacco? Sarebbe il gilet. Su zacco? Non è Aspetta. Giusto per... capito dopo? Così, rigati un po', quello della
magari non te la so fare un attimo un'idea. È piaciuto dopo? Dopo. Adesso mettiamo Zucurito, devi infilare le mani, allora. Alza dove alza sopra, aspetta. Alza la mano, alza la mano. Aspetta, sì che il gesto, alza la mano. Quello cosa? Aggiusta tu. Ok. Andiamo già a Puglia, girati così. Adesso andiamo ad intrecciare le maniche, queste maniche no, giusto? Pietro più alto, sì. Grazie. Dammi un attimo. Tiene bilang. Ah, tapi bilang suami kami. Kau rumah? Ah, quella. No, comodo, dai, solo. Ok. Questo devo rimanere. E sui petti si intende te. Magari dai qua lo so. Ah, io qui. Mamma mia, su mi si sente. Mantieni. Girati. Vieni. Allora, il relatore deve parlare, la mascheretta in muta. Vai, fino a qua. Adesso le facciamo. Così. Allora, uno dietro e l'altro davanti. Tieni, no? Strinto est. Io esisti che siete preso in mezzo, se no magari me ne ala. Ok? Adesso sposta questo. Siediti qua, altrimenti non ci arrivo. Siediti. Mettiti questo. Sabirrito. Giusto, esattamente. Giusto, no? Siamo. Dimmi tu là. Va bene, così abbina. Sì. Aspetta che devi andare giusto, se corre giusto. Devo dire. Poi te lo giri per me. Vedi? Sì. Sì. Dammi una nota, spelletta. Dammi una ragionate di mascherine.
Alla sinistra, tra poco, fermati così, ci vedi? Sì. Ok, rimani qui. Lo trovi in un altro parte. Alza, aspetta. Allora, questa è la maschera netta finita. Per chi non era dentro prima nel convegno, vi spiego velocemente come è fatta la maschera. È una maschera, diciamo, fatta con costume della donna e dell'uomo, metà costume maschile e metà costume femminile. Il costume maschile è formato da sa scalza bianca, il costume maschile, esa camisa, esa berrita, il copricapo che viene rivestito di cartone per rimanere allungato, mentre i pezzi del costume femminile sono Zuzacru, il gilet che è qua sotto, Zucurito, il corpetto e lo scialli, il mucatore. Ovviamente un mucatore viene avvolto attorno alla saberrita affinché le frange arrivino in faccia per nascondere la faccia, e altri due muccatori vengono messi sempre a triangolo, uno nella parte posteriore e uno nella parte anteriore, e sotto abbiamo già Zimbozzo appunto per chiudere il tutto. Questa è la maschera finita. Questa è la luna, questa è la luna. Se noi cominciamo a sfilare, giochiamo il Giovanni. Più o meno, Ascolta, posso chiedere una cosa? Che te conosco che sei venuta a casa mia di Aspetta, saluto rimane sereno, i gruppi balli. Stanno aspettando i gruppi balli, ma non ci sono. tutto in balla solo. E questa è la lunghina, la prima. Ma cosa tenore? Il bisogno? Tutto in balla solo. Ma proprio cantati tenore, sai? Compreso Maria, tutto in balla solo. Aspetta, chi è? Scusa un attimo. Va bene, sì.
Ok, vai. Segui loro che fanno, vai. Andate in piazza allora. E dove li mettiamo? Spazio in piazza. Thank you.
necessità, cantare. Brutte si vedono. Sa vita de esa campagna. E caia t'ha preso ite delizia chi finalmente sul governo isolano aia t'ha provato un piano un bronza riforma dessa sa pastura e su Masonia. Che giusta dimanda sa regione e non dato uno solo due contributo senza prusu erve che senza prusu
abbia tu che un animale senza prusu ervecche né armento, a furie linghe sculo sa potenti notana uno posto e maniale. Affronta dessa lotta sa spiurdura, poi pro una forte congiuntura l'ha licenziato poverito. E chi s'usan benevrito intro sarvena, ma però chi ne indori affronta dai no su viaggio a cercare su pane in terra anzena. Fiores amorosos y tenave, chi sarposa s'allegra armatotina. E poi rondinella schiolades accanto a Sarmontanas cristallinas. Ite viore amoroso, a poi Pire mendule pruna mandata a manicare in una caistella. Pire mendule pruna non so incogliare, so ancora pisedda chirca
camminati in una teruna. Missa e mi intendo tu al da esoro de Sayana. Mi canta missa nara la mamma tua chi non si va a camanna caso cante a Isa. Caso cante a Isa, domenicano a missa e mi intendo tu guarda esoro de Sayana. Isa reale corte deve coronare a reso principino. Su tenore lodino che le augurare a tutto buona sorte.
balla che aveva 2 anni. Lasciamo perdere. Dori. Sì. Aquí tu Ruzino, dai, io anche mono di rento ne mandiamo. Questo è capodanno. Vai avanti.
Lodè. Tra 10 minuti partiamo in sfilata. Ma 10 minuti partiamo in sfilata. Aspetta, sto giocando fino alla Z, dai. No. Per la diretta. No. Andrei, quando comincia, perché la gente è ancora qua, quando comincia a partire magari un po' di gente, capito? Va bene. La puoi riprendere allora? Asco, continua, tu poi vediamo. Tra un po' tra un po' facciamo la sfilata delle maschere. Italia? Ehi, ciao ma! A suonare! La sua roba dove se la vede? Oh, dove devi mettere la tua roba? Sa macchina Giovanni. Ma che cosa non la macchina, tanto io. No, già nel cofre Giovanni, ora li tiri io dopo. Giovanni, grazie, che si scorda di invitare una tassina. Ritirata, non c'è problema. Andrea, no, io non bevo. Oh, non riesco, non ne vivo, sa? Dobbiamo dire qualcosa. Dobbiamo dire qualcosa. Allora, prego. Che è su Maimone? No, allora, oggi è la festa, oggi è la festa. La festa di? Oggi abbiamo anticipato il carnevale, con sa maschera nettas, sa maschera brutas. Non ho capito. Così. Quindi questo è il carnevale di Sa Maschera Nettas e Sa Maschera Brutas. Un esempio di Maschera Brutas ce l'abbiamo di persona. Allora? Ok, scherziamo perché siamo a carnevale. Bene. Che le metti? Che lo metti al testino? Dalla Stemmi. Su Maimone, noi si sono arrabbiati. Con Rino, il nostro artista. Questa ci sta, va. Un bacio a Rino. Meno male, grazie a Dio. Senza vino però. Brindiamo senza vino, Sicilia. Quanti ne ho 20?
basta, dai. Questo è il classico maimone. E anche lui, e anche lui. È il nostro non andare a fare vicino di casa di mia zia. C'è l'agnello, il maialetto. Stiamo aspettando. Giova, vicino di casa di mia zia. Troppo. Potevate tagliare un po'. Bellianina che è tirata a guida. È la prima volta che è rientrata in queste feste qui, no? Abbiamo chiesto se era vegetariano o carnivoro. Lei era carnivora. Quindi perfetto, no? Non venne male, no? Bravo, vedete che eravamo a scuola insieme. Salutami, E basta. Comunque. Però no, io facciamo il giro, Paolo! Dove sta le mele?
sfilata per le vie del paese, seguiteci in diretta, aiuto. Ma non era messo E ti lì nargine gente di te. Non saprà mai.